Hanno raccolto 800 firme contro il CARD, le hanno presentate in municipio, ma nessuno li ha ascoltati. I lavori sono partiti da pochi giorni in via Montebelluna, a Sant'Andrea oltre il Muson, a Castelfranco Veneto. Verrà costruito un nuovo centro di raccolta dove sistemare vecchi televisori, computer, involucri e rifiuti solidi che poi verranno trasportati in altre strutture e smaltiti. Sarà sistemato a pochi metri dalle case, tuonano i residenti, vicino a scuole e asili. Abbiamo raccolto 800 firme, però non siamo stati ascoltati, non so neanche se le abbiano prese in considerazione, non sappiamo niente. Questo CARD invece si trova a ridosso delle scuole elementari, dell'asilo, del centro di Sant'Andrea. Sarà la terza isola di raccolta per andare incontro alle esigenze dei residenti che potranno smaltire i loro rifiuti a pochi metri da casa, ma per gli abitanti della frazione l'amministrazione avrebbe dovuto scegliere un posto diverso. Il problema per le macchine, dopo i camion che passano, la strada non è idonea. Il sito per noi non siamo contrari al CARD. Siamo contrari al sito dove lo metto perché infatti povera Sant'Andrea non abbiamo più niente, un immondizzaio. L'amministrazione aveva promesso di fare alcune opere di urbanizzazione per le strade, però hanno intanto incominciato i lavori. Ma l'amministrazione tira dritto, entro qualche mese il nuovo CARD sarà completato. Io sono straconvinto che appena sarà funzionale, fra 3-4 mesi al massimo, le famiglie delle due frazioni popolose che abbiamo, tra l'altro tra Ville e Sant'Andrea, al posto di attraversare tutta la città per andare a conferire i loro rifiuti in quel di Salvatronda, saranno i primi ad essere beneficiati di questa operazione.